c'è sempre un'altra possibilità, c'è sempre un'altra opportunità e c'è sempre un'altra strada, sia per la carriera, sia per la vita affettiva, sia per le amicizie, cioè per qualsiasi cosa. Proprio in questo periodo mi sto rendendo conto di avere tanti utenti, giovani adulti, ma anche sulla fascia dei 45-50 anni, no? Che è una delle età di crisi, diciamo. La crisi è semplicemente un passaggio, che dicono che sono insoddisfatti della loro vita, che sono insoddisfatti delle loro relazioni, però dico vabbè, ma ormai, io dico dimenticatevela questa parola, non solo perché io a 40 anni sono diventata psicologa, ma perché finché c'è un sogno nel cassetto vuol dire che c'è voglia di fare, vuol dire che ci sono delle possibilità. Tante volte noi diamo colpa, siamo magari depressi, siamo spenti e guardiamo fuori di noi, ma non guardiamo dentro alle possibilità che abbiamo per tirarci fuori, no? Da questa situazione stagnante, e quasi sempre è dentro di noi la risposta.